cose che avete sentito anche questi giorni nei nostri concerti. Abbiamo anche affrontato il tema della poesia sarda e delle gare di poesia. Fino allo scorso anno, qualche anno fa, facemmo invece il canto in re, il canto tradizionale, e lo riprendiamo oggi con 3 musicisti straordinari che hanno una visione della musica tradizionale aperta, che vogliono andare oltre, che vogliono rispettare la tradizione e portarsela presso, ma che allo stesso tempo vogliono rinnovarsi, vogliono sentire l'altro, per stare nel tema di stamattina di Gufo Rosmarino, di tutto quello che è avvenuto, il bisogno di ascoltare, il bisogno di ascoltare l'altro, di conoscerlo meglio e dunque di apprezzarlo e di condividerlo proprio perché è importante. Quindi conoscono benissimo la tradizione, ma allo stesso tempo poi ogni tanto la portano in un altro luogo, per esempio in un festival di jazz come il nostro. Ve li presento subito. Il progetto ha un titolo bellissimo. Quando ho detto loro di dare un titolo a questo progetto, trovo che abbiano messo insieme 3 termini che sono estremamente esplicativi: tradizioni, confini e sconfini. Signore e signori, Bruno e Asael Kamedda e Gianmichele Lai. Paolo, noi ringraziamo tutti gli organizzatori di questo festival. Quindi spazieremo appunto nella musica tradizionale, prendendo in prestito dei temi tradizionali, ma come dire, non so, etnomusica per noi è divertimento, quindi passeremo un po' spaziando tra il sardo e il profano. Ne approfittiamo appunto ne approfittiamo che c'è il contesto dove non c'è il rigoroso come dire il condizionamento dei bravissimi ballerini, ma dopo dedicheremo anche dei balli. Quindi con mio figlio Asel c'è stato uno scambio generazionale, nel senso che l'ho imbrogliato, lui in genere è rockettaro, allora quindi sono entrato io nella sua musica per portarlo alla musica della tradizione. Gianmichele è un grandissimo interprete, oggi ci guarderà male perché sentirà cose strane, non abbiamo provato di proposito proprio per lasciare la spontaneità del ballo. Quindi niente, improvviseremo. Buon ascolto. Tradizione, confini e sconfini.
non la merita